E come all'improvviso, buona serata dal re dello zenzero, della bella nostra Sicilia. Viva la Sicilia, viva i siciliani sparsi per il mondo. Salutiamo i cugini calabresi, pugliesi, sardesi, campanesi, marchesi, piemontesi, lombardesi, venetesi. Un abbraccio a tutta l'Italia dal re dello zenzero con una bella tisana ma fredda, ghiacciata e bella tarantella siciliana. Ciao Vincenzo Lavalle, numero uno, prima spuntaste. Ciao Vincenzo, ciao Lolita, buonasera come all'improvviso. Ciao Salvina Baglio, Andrea, mio nipote Francesco Calogero in gala. Ciao Calogero, collega, salutiamo tutta la Sabbi 3 dei miei colleghi. Un abbraccio dalla Sicilia, un abbraccio veramente con tutto il cuore dal re dello zenzero, un abbraccio veramente, effettivamente dal re dello zenzero, in carne e ossa. Ciao Vito, salutiamo Vito Scarpulla, ciao Vito. Giacomo Celeste secondo profilo, un abbraccio dal re dello zenzero, salutiamo tutto a Morrove. Salutiamo Salvatore Cancilleri, Gina Cannatella dal re dello zenzero, numero uno. La corona serve per dimostrazione di un soggetto che abbiamo creato, un personaggio, il re dello zenzero. Effettivamente, come all'improvviso, sono io. Qualcuno magari si domanderà chi è il re dello zenzero, che significa? Significa che una buona tisana, una buona digestione, una buona dieta che il re dello zenzero ha fatto dimagrire tutto il mondo, base che effettivamente io ho dato le mie diete, diciamo quelle mie personalizzate. Ciao Anna Maria Iragi dall'America, grandissima amica nostra e del gruppo Zenzero Lumone, Giuseppina, Francesca La Scala Scenti e Chiana, Rosalia Albo, buona serata dal re dello zenzero, viva la Sicilia, viva il re dello zenzero, viva Villarosa, viva Enna, viva tutti i compaesani che sono all'estero. Ciao Lilla da Caltanissetta, anch'egli, lei segue le mie dirette, anch'egli ha avuto i miei profitti di bontà e di buon cuore. E abbiamo il presidente, mio compare Emanuele, il poeta Nicosia. Ciao Giuseppina Giliberto, buona serata con tutto il cuore, con la nostra bella tarantella e come all'improvviso, spunto come un fantasma sempre, Maria Teresa. Ciao Maria, buona serata. Allora, io metto allegria e simpatia, saluto a tutti voi, se banadeca Anna, se banadeca a tutti, se banadeca dalla nostra bella Sicilia, un banadeca a tutto l'universo. Allora, oggi l'ordine del giorno è che come all'improvviso mi arriva una chiamata, come all'improvviso, però vedo che ancora nessuno lo sa perché sembra come all'improvviso. Ciao Marco Bongiovanni da Barra Franca, salutiamo tutti, al momento vediamo se ci sono personaggi che magari si collegano, perché questo effettivamente è un profilo diciamo nuovo, nessuno lo conosce. E effettivamente in quel profilo, in quello diciamo vecchio, sono bloccato per 3 giorni, mi hanno punito per 3 giorni. Effettivamente io non ho il coraggio di punire e di segnalare delle persone che parlano maleducate della mia diretta. Questa signora di San Catallo, Russo Mirella, eccetera eccetera, effettivamente mi ha diciamo bastonato in diretta. Io l'unico errore che ho fatto lo screen che era lei, ho pubblicato questa foto, effettivamente ho fatto le screen delle cose che ha scritto schifose, siccome la foto di un altro non si può postare, e mi hanno punito 3 giorni. Allora un saluto a mio figlio Cristiano, un abbraccio, ciao Cristiano, un abbraccio. Salutiamo Buon Giovanni Cristiano dal re dello zenzero, un abbraccio, un bacione, ciao Cristiano. Grazie Lilla, tu sei sempre gentile. Camilla Caruso, ciao Giuseppina Di Bella. Pian piano con la condivisione ci sono, diciamo, piano piano si fa sapere la notizia, perché
E sì, no, non mi hanno beccato, mi hanno, diciamo, segnalato, io non segnalo a nessuno, e là ti pigliare cose, mi hanno segnalato che ho fatto la foto di un profilo che mi diceva parole, in cui questa era l'ho bloccato ora, perché mi tocca di bloccare delle persone prima che magari bloccano loro. Ho postato una foto del mio profilo perché mi diceva parole, voi sapete che mi diceva parole questa Mirella di San Catallo. Io non ho mai sbagliato con nessuno, questa si passava piacere. Dopo ho postato questa foto, siccome la foto di un altro tu la puoi postare, effettivamente per 3 giorni mi hanno proibito di fare dirette, di condividere, di qua e di là. Salutiamo Maurizio K, salutiamo Mariazzo K, salutiamo Mirko Gioia, salutiamo a tutti. Oggi come all'improvviso mi viene magari un tecnico, come all'improvviso ho vinto, diciamo, un depuratore. Mai della mia vita ho vinto qualcosa. Mi è venuto a casa, diciamo, il commesso, giacca e cravatta. Salutiamo Angelo Costa, saluti da Caltanissetta da Angelo. Salutiamo Caltanissetta, c'è pieno dei miei amici che vedono in diretta. Lilla da Caltanissetta, Fabio da Caltanissetta, Sergio da Caltanissetta, e tu da Caltanissetta, Cammarata da Caltanissetta, insomma, allora salutiamo tutta Caltanissetta, Mario Pisano, ciao Mario, salutiamo Mario Pisano, salutiamo Rosetta Cantoni, salutiamo Salvatore Aira, ciao Salvatore, un abbraccio alla Villa Rosa, tanti compaesani che sono all'estero, effettivamente siamo qua in quanto mai ci diamo un buon saluto dalla Sicilia, dal siciliano, che mi dicono che sono pazzo, ma effettivamente quando uno saluta pazzo non c'è sogno. Stella Salvo, sono uno che effettivamente è maniaco, diciamo, in tanti punti di vista, maniaco in senso buono di fare le dirette, e non mi faccio notare perché effettivamente non mi interessa, mi diverto a fare, diciamo, dei saluti contemporaneamente, parlando un po' bene italiano, non so se parlo bene, ma certe parole le sbaglio. Ciao Angela, ragazzino Zen, insomma, Angelo Fiorello, ciao Angelo Fiorello. Allora, volevo dire che effettivamente Enzo Russo da Piazza, di Pietra Pezzè, ciao Enzo, salutami Simone, bella tua famiglia, un abbraccio da Villa Rosa, dall'Erra dello Zenzo. Ok, allora, Giuseppina De Bella, ciao Anna, insomma, salutate. Allora, per 5 minuti voglio raccontare sta barzelletta che non è una barzelletta fatta e successo. Scusate che non saluto magari a qualcuno, ma saluterò dopo. Ciao Giovanna Anastasia. Allora, mi è successo che ho vinto un depuratore d'acqua, come all'improvviso mi hanno detto che ho vinto un depuratore. Oggi si arracampa un commesso, tutto bello, giacca e cravatta, si assetta, prende 3 bottigliette, li mette a tavolino, ci spiega che abbiamo l'acqua inquinata di qua, di là, abbiamo ferro, abbiamo argento, abbiamo l'oro dell'acqua di qua, di là. L'acqua è pesante, insomma, l'acqua non è potabile, l'acqua è così, l'acqua è così, e insomma, ho vinto questo depuratore. Effettivamente, in parola povere, questo personaggio oggi mi dice che mi ha fatto prendere una bottiglia in cui io compro l'acqua per bere, avevo un termometro, misurava 600 e dispari, diciamo, misure. Ho provato l'acqua dal rubinetto, era un'altra 700 e dispari misure. Lui leva una bottiglia da sua valigetta, bottiglia sicuramente truccata, e pesava, diciamo, con il termometro 0,49 di cose, insomma, questi numeri, insomma, 600 e dispari credo che nulla, 500 credo la bottiglia che avevamo, e insomma, che da su era 0,49, ha detto che era dal suo depuratore e era buono. Insomma, io gli ho detto, ciao Stella, gli ho detto, ma andiamo alla conclusione, andiamo sto depuratore che ho vinto, che come funziona. Allora, a 4,48 mi dice, insomma, il depuratore è gratis, costava 3.500 e dispari euro, ma per voi zero, perché a noi ci interessa che voi fate pubblicità di qua e di là, e fino a dopo ci siamo. Insomma, stringiamoci adesso, come funziona, diciamo, a manodopera di qua e di là.
E allora, a parole povere, insomma, dobbiamo dare, voleva 190 euro di cauzione, e dunque morsa scecca, e dopo mi diceva che dobbiamo garantirle 10 anni la manutenzione a questa ditta. E dunque ci siamo. Ma alla conclusione che dobbiamo fare? È giusto, 190 euro abbiamo coperto tutto allora? No, non abbiamo coperto. Allora 190 euro di cauzione e si dovrà pagare con una finanziaria, yamo, 77 euro al mese come installazione della cosa. In sostanza, 190 più 77 euro al mese. E insomma, quello regalo vinci io. E un'altra cosa che è strano, ogni anno ci voleva la manutenzione. Allora, il manutenzionazio che viene, si prende 30 euro di trasferta. Insomma, più dobbiamo pagare i filtri che mancano. E insomma, è meglio che saccio, da avere l'acqua, meglio accattare vino, mi lavo con vino, beviamo vino. E quanto costa quest'acqua? Allora, i bolletti mi arrivano 100 euro, più o meno ogni 2 mesi, 100, 110, 90 euro. Acqua che mi arriva, acqua enna di cose. Sto depuratore devo pagare 77 euro al mese per circa 10 anni di, non so, il motivo di installamento, perché... E allora che regalo vinci io? Più ogni anno hai a fare una manutenzione, 30 euro la trasferta da pagare, e se c'è di cambiare qualche filtro, un saccio quanto costava, su per giù mi diceva che 90, 100, 110 euro l'anno, quando veniva a dire, se si sente, dove traseste, di qua, ti rappi la porta e te ne vado da banna, scende per strada e battene. Insomma, è una cosa, una truffa. Allora, alla fine, è inutile che magari illudano le persone, hai vinto, non hai vinto, hai vinto, non hai vinto. Allora, era presa per il culo. Beate, diciamo, lui con il flaccone messo il termometro, gocce, faceva vedere che l'acqua di qua è pesante. L'acqua della bottiglia è velenosa. Allora qui la catta la bottiglia. Denuncio a chi, visto che pigliamo malattie, calcoli, non può bene di che so. Allora, siccome è catta la bottiglia, denuncio perché ha fatto. No, è una prassi che effettivamente che gli anni carta a regola, effettivamente non si deve fare su a regole e bottiglie, ma su messo sole. Insomma, è una pigliata per fissa. Ciao Francesco Costanza. Insomma, il depuratore non era gratis quello che avevo vinto. Voleva 77 euro al mese, 190 euro subito ora, più 10 anni ci abbiamo a garantire che veniva il tecnico che voleva altri 30 euro, più i filtri che abbiamo a cattare, ma non è che mi stava venendo, bozza che mi stava venendo vino, birra, a birra, che ne so, ci ho detto, ma non è che è vino, che mi è stato, ma... Insomma, stiamo attenti a queste persone, ma che è questa una truffa. Effettivamente questo depuratore che io avevo vinto è tutta una pigliata per il culo, perché effettivamente quello si arrabbiava, dopo c'è stata una cosa, ma non per offenderti, trasiste d'opportunità te la fa la porta più vicino per tenne. Insomma, questo catanese era catanese, un già parse buona che effettivamente ci ha detto di no, voleva convincermi di qua e mi disse, senti, scambio di 77 euro al mese, la facciamo a 40 euro al mese, però allunghiamo, diciamo, la manutenzione, se si sente, ma te non hai bisogno, effettivamente non hai bisogno di tutta questa cosa, con tutte queste sorte io la spardo l'acqua, 77 euro al mese, più un anno 50, insomma, quanto mi devi acquistare quest'acqua? Insomma, cangiamo discorso, che è meglio. Insomma, salutiamo mio compare Enrico, salutiamo Stella Salvo, Enzo Russo. Vince e pago per 3 voti, per 4-5 voti era. Io disse, finalmente vince una cosa da Amaveta, finalmente. Invece, volevano mettere in sacchetta. Sì, ma io non ci metto in sacchetta, va, parliamo chiaro. Salutiamo Enrico Ballacchina. Sì, ma
Allora, però dico effettivamente, ciao Francesco Costanzo, grandissimo amico mio e grandissimo infermiere, veramente esperto, fa un lavoro delicato dei bambini. Ciao Francesco. Allora, l'unica cosa che effettivamente che io dico quando vi telefonano è inutile. Allora, quando vi telefonano effettivamente non ci credete che vinciamo gratis, vinciamo a pagamento. Io mi avevo pregato, vinci un depuratore, ero contento quando si arracampava. A già mi faceva un brutta impressione che venne giacca, cravato, papillon, bello vestito con una valigetta. Che già mi fece una brutta impressione che adesso va a casimo, ma con me però non attaccato. Compa, ti voto come Presidente della Repubblica. No, compa, meglio restare come Zenzerello Mone, compa. Maria Annera, c'è Emanuele vieni in diretta, ti dice. Tanti saluti da mio compare Antonello. Mia, ciao Antonello. Antonello è il mio presidente della confraternita San Giacomo. Ciao, salutiamo Presidente. Viva San Giacomo, viva i confratelli di tutta l'Italia. Ciao, saluta Milina, salutiamo tutti. Ciao Francesco. Allora, Angelo, allora salutiamo Gianni Ganci, Pietro D'Aleo, allora salutiamo, allora Laura, salutiamo Antonio Sacce. Ciao Antonio, tisana bella fresca, ogni è cauda, fredda è bella, più la mandi giù, più ti tira su, bella fresca, tisana zenzero e limone, che ha messo dopo dal frigorifero, bella fresca, e me la sto bevendo piano piano che disseta e digerisce. Salutiamo mia nipote Rosy, buongiorno. Rosy, buongiorno. Ma compare Emanuele, c'è muta, aspetta. Che ho presidente, scusate che abbiamo un gruppo di zenzero e limone, mio compare Emanuele, vediamo che dice. Giuseppe Clemente, ciao Giuseppe. Vediamo se prendiamo sta linea, facciamo 13. Ecco Compare Emanuele, all'improvviso. Buonasera. ciao. Buonasera, ti vedo stanco. Oggi sei stato stressato. Ciao compare. Un pochino. Insomma, al tuo Saluto paese tutti come gli va il amici. tempo? Tutto bene al tuo paese? Compare Emanuele. Perché tu ne sei America? Io sono a casa, tu sei un cantiere, è diverso. Sei un cantiere, compare. Ah, Dopo arieggia no, meglio forse. si Io muore sono di qua, compare. caldo. Compare Emanuele, Posso fare allora dei aspetta saluti? che ti presento, aspetta che qualcuno ti conosce di tutti gli amici. Allora, Ok. mio compare Emanuele è responsabile, dichiarato presidente veramente da un gruppo dove ci sono tanti amici dall'America sparsi per il mondo, da Belgio, da Germania, Unighe, sparsi per l'Italia, Calabria, Unighe. Mio compare gestisce come si dice, compare, aiutami a fare, gestisce Il gruppo. diplomaticamente, educatamente la situazione di questo gruppo. Compare Emanuele, a te la parola, presidente. Ti chiama presidente, a comparanza calavamo. A salute. Ah sì, questo. A salute tua e nostra. Niente, il gruppo dove siamo è un gruppo bello unito e compatto. Colgo l'occasione per salutare a tutti. Ciao Laura, ciao Tina, ciao Tiziana, a tutti quelli che ci seguono il mio compare appassionatamente. Ciao Anna Maria Oggi avevamo un dall'America. appuntamento con la Lo so diretta, come, come all'improvviso. scusami, Avevamo a fare la sorpresa, ma oggi mio compare Emanuele lo ha so, dovuto fare il suo dovere di servizio volontario alla Croce Rossa per aiutare a tante persone di tanti esatto. punti di vista. Esatto, scusami compa, ma tu sai meglio di me che quando il dovere chiama noi corriamo. Vero è, compare Emanuele si pronta per tutte cose. Compa, siccome ci abbiamo un compare assieme, forza! Italia, Forza, da Brugna! C'è un compare in linea, forza! forza Milan!
bravo compare Emanuele. Forza sempre Milan. E perché sono venuto sempre presidente? Se era tu da Juventus non ti metteva da presidente. nel bene e nel male. Allora, abbiamo solo Salutiamo il un compare nostro in comune, compare, era Juventus. Eh? ma purtroppo sì. E che vogliamo Allora, fare, pazienza. ma no, su con la vita, su con la vita, su con la No, vita, dico sempre sorriso. Il no, sorriso sulle dico, labbra, compa, pur sento che siamo lo stanchi e so, abbiamo un cavolo che abbiamo 32 gradi ancora, 32 gradi, un piangere no, però, non piangere, ma non mi fa no, emozionare, pure a me, no, non piangere. no, Ma non ti no, metto, mi metto a no, chiamata a mi stavo piangere il sistemando. telefono, anche se No, no, piangiamo ancora no, compa, domani. dico pazienza nel senso che il nostro compare Juventino, ma pazienza, Va bene, che non vogliamo la potremo fare? fare. Non è che potremo fare compà. No, se... Compare ce ne diciamo, abbiamo, Anna, come, che di buone e che di tinte. I Cernini, ah, compare, e lui purtroppo è la Juventus, all'inizio la Juventus, compare. vabbè. Tu come compa che si dice? E che se vuol dire? Stiamo parlando qua della buona, diciamo, continuando una buona serata, stare in compagnia con il gruppo, con tutti i siciliani veramente sparsi per il mondo, che mi arrivano un sacco di messaggi prima di mettermi in diretta hai fatto 20 minuti di salutare. Però c'è questa ora vi saluto in diretta che aveva stancato coglieto, perché Sì, effettivamente non posso, del vecchio profilo, effettivamente ci sono tanti amici che mi scrivono un po' in diretta perché sto profilo non lo conoscono, perché fui un sì, bloccato di chiedo, capito? sì, Siccome sì. qua ci sono 1000 amici, già ce n'è che ho 5.000, già magari mi scrivono di qua a diretta, di qua, perché non sanno di questo profilo, perché effettivamente c'è la Sì, cosa, la stessa foto, e magari non siamo amici, perché magari non lo sanno, non ci arriva la eh, notifica, capito? A me quando ci succede ci arriva subito la notifica, capito compare Emanuele? sì. Salutiamo Ciao Lilla, Lilla, Giovanna, Francesco Pagano, salutiamo veramente con tutto il nostro cuore. Preside, dimmi una cosa, ma un discorso decente, ci sono un sacco di persone sparse per la Rosana all'estero pure, i siciliani. Il nostro programma è che dare discorso, il buon senso, buon umorismo, si dice, umorismo e la buona creatività, come si dice, come si dice, creatività, creatività al mondo attività. per... Compa, se contiene questo cellulare, così mi fa girare la testa. Una volta così, ti muovo fermo sta mano. No, è un ridere. Questa mano ogni volta che tu ti spusti e ti voglio togliere, ha capito, compa? Ok, compa, che ti posso dire? Ciao Messina, salutiamo Messina, Paolo Messina, salutiamo Gaetano Balsamo da Enna, Anna, allora Ciao, abbiamo guarda, Federico La Monica, salutiamo compare De Ciuga, vabbè, 50 a cominciamo. ma Salvatore Aira, lo bravissimo, caudo. sono fiero di voi e del vostro aiuto. Salvatore Aira, nostro compaesano che vive all'estero, Ciao, ha già noi Villarosane, lui Villarosane, in sostanza, già sa che tu fai passi per volontariato, il ha nome. già una cosa meravigliosa. Lilla Grazie dice, Lilla, Manuelo, un ragazzo bravissimo, e io sapevo, ma noi compare mi vai a scegliere. Lilla, i miei appunto, compari di sono selezionati. Ce n'è uno da selezione. Juventus, ma Ma noi uno vabbè, da Juventus, pazienza, ma ci combattiamo io e pazienza. ma compare Emanuele. Stendiamo un velo pietoso. Niente, compare, la mattina, non buono la Juventus. Stella Salva, Patrizia, che sei stanco? Cioè, sono stanco, io sono nato stanco. Però perché effettivamente la mattina e la sera pare compazzonente, ma compare Emanuele mi segue e Fabio De Benedetto l'aiuta Vero, a spalla e sapere tutta le cose. Giorno e notte pare compazzonente, ma qualcosa ha fatto. Nel casogno come ma compare Enrico compannente, ha saltato dalla macchina non fa niente. Io lavoro, e perché reda? Compare una volta per te in diretta. Si affatica vero, troppo, ma compare, ma vero, confermo, confermo. conferma, perché noi lavoriamo con la mente, caro compare, di benessere di tutte cose. Mimma Placenta, allora, Vero. compare Emanuele, io Dimmi, sono fiero, ti voglio fare i miei complimenti,
Dopo quanto capiamo il gruppo? Quanto capiamo il gruppo? Un mese? Un mese e mezzo? ma, ma forse di più, comunque. Insomma, da un mese e mezzo in più, 2 mesi, sta gestendo come nessuno ha fatto, io dico chiaro, gli altri gruppi precedenti che hanno durato, come si dice, da Natale fino a Santo Stefano, hanno durato. Qui invece, a già Sì. 2 mesi, Emanuele ha tenuto l'equilibrio veramente di un gruppo, perché ragionando con tante teste, insomma, se fa un tribunale, ma Eh, Emanuele ha saputo organizzarsi, a dare la sua voglia, pur essendo che è stanco, che viene di fare fatica della Croce Rossa per aiutare a tanti, combatte pure con questo gruppo di benevole, diciamo, di socializzazione, giusto, stai parlando giusto, sì, italianizzazione, sì, sì, insomma, giusto, di stare confermo in tutto compagnia. quanto. Capito? Allora, Maurizio Dalù, che sto cucendo da comparare con Dalù. Saluto Allora, io dico, allora, Massimiliano, Stella un abbraccio. Salvo, un abbraccio di cuore, ci fa irridere e noi mettiamo, cara Stella, allegria e simpatia con la nostra Allegria, socializzazione, come si dice. Esattamente, mio compare è più socializzazione. italianizzato di me, perché lui ha studiato, è pure poeta, mio compare è pure poeta, all'ospedale di Enna, lui all'Avis ha fatto una poesia che il mondo sconosce per la donazione del sangue. Esposta all'ospedale Umberto I, questa poesia di mio compare che diciamo dà il cuore. Un la saccia a memoria con papà è lungo. Qualche volta la Io materiamo a neanche. pubblicare. Sì, sì, Gaetano vero. Emanuele Giorni ce n'è pure tu in servizio. Gaetano pure in No, no, servizio. no, no, Allora, no, non compare c'era. Emanuele, allora, Dimmi, dimmi. sì, Calilla. Allora, io ho detto che compare Emanuele è presidente, gestisce e tutto il gruppo si associa, Lilla, Anna e Fabio De Certo, Benedetto. Allora, insomma, Fabio De Benedetto, Madonna Santa, anzi, come ma allora io penso che se ne va a corcare, penso che sua mamma mette a letto. Un è Fabio De Benedetto. Stavolta boh, manca Sergio, un è Sergio, pure Sergio non lo vedo più. vero. Giuseppe Ma Romano, mio io nipote, diavolo. manco. Allora, io dico che effettivamente in questo gruppo che abbiamo Ciao e dobbiamo Pietro. compare correggere una cosa che te lo dico qui in diretta, di valorizzare delle persone che effettivamente che tu non conosci, di reinserirli e di educarli in quanto mai sei dentro del gruppo, la decisione spetta a te perché tu sei il presidente. A prendere questa responsabilità di se tu ho visto che tu devi accettare o non devi accettare chi sono delle persone perfette, tranquille e sereni, di vedere Certo, e di ma rivedere queste persone. Allora ovviamente anche sicuramente all'orario sua mamma ci disse Carlotto a stare. E come all'improvviso con il cielo e il paradiso ci avessero staccare le mani che mi arrivano delle chiamate come per fare staccare la diretta dall'R dello Zenzero, come dell'R dello Zenzero. Allora, io effettivamente, che voglio dire, io, aspetta, Natalino Barone da Modica, salutiamo Natalino, mio compare scomparuto. Calogero Ribaudo, ciao Calogero. Un salutone dalla nostra bella Sicilia. Viva la Sicilia, viva i siciliani, viva i siciliani. Allora, c'era mio compare, se vuole ritornare in linea, a disposizione con mio compare, che effettivamente mi è arrivata una chiamata e l'ho staccata urgentemente, che mi chiamano come... Si era staccata perché mi arrivano le chiamate, mi arrivano le chiamate.
Mirella Cuttadaura, buona serata. Fallo rientrare, compa. Compa, si è staccato che mi è arrivata una chiamata come all'improvviso anonima. Se vuoi rientrare, ma sta corona mi fa sudare la testa. Scusate che la corona mi sta facendo sudare. Lilla, viva la Sicilia e tutti i siciliani per sempre. Michele Nicosia, ciao Michele. Salutiamo a Michele. Che sta corona a testa mi sta facendo sudare. Angelo Zinna, ciao Angelo da Mentolara. Grazie, un abbraccio a tutti. Angelo Zinna della Calabria di Amentolara. Allora, con allegria e simpatia io auguro veramente a tutti veramente una buona serata piena di gioia, allegria alle vostre belle famiglie, che effettivamente io dico sempre un salutone a tutte quelle persone che attualmente sono in trasmissione. E dopo un salutone veramente a tutte le persone ammalate, gli anziani, a tutti i carcerati, a tutte le forze dell'ordine, un abbraccio di cuore a tutti. E allora io dico effettivamente che con un buon umore, il Re dello Zenzero vi augura una buona serata e a tutte le vostre famiglie, a mio compare, a tutti. Un bacione dal Re dello Zenzero, viva la Sicilia, viva la Calabria, viva tutti, tutta l'Italia, viva l'Europa. Allora, buonanotte a tutti e come all'improvviso io vi dico che ci rispuntiamo a tutti. Stasera e di tu stasera e mamma mi ha mandato agli zangoni e di tu stasera cuore mia son maccarrui e come gira con zumba e balla e come gira nella mia e ci vorrebbe una zitella e come gira con zumba e balla e come gira nella mia e ci vorrebbe una zitella tu si va alla gioventù. Foto, selfie, Lilla, selfie. Arancella, come angiallita, forzica te curvita, arancella, come una buonanotte a tutti, buonanotte. curvita, amore mia, gira dura, e come gira con zumba e balla, e come gira nella mia. E ci vorrebbe una zitella, e come gira con zumba e balla, e come gira nella mia, e ci vorrebbe una zitella, tu si va alla gioventù. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Comba, accettami, dammi la chiamata che ti accetto. Comba, sono tu, Laura, ciao Laura Alfano. Comba, sono tu, Jessica Biancucci, ciao Jessica. Gianluca Di Dio, ciao Gianluca. Allora, comba, se mi dai la linea, se non me la richiedi non te la posso dare. Ok, comba, ci sarà un'altra volta, ti saluto che stai sudando. Sto sudando, comba, questa corona ora si suda. Salutiamo Sicilia, forza Italia, forza tutti. Un salutone a tutti dall'Era dello Zenzero, ciao a tutti.